parliamoci nel microfono. Ok, 3, 2, 1. Savoiardo. Sassa di merda, yeah. Ok, allora, Gianmarcone. Sono io. Nintendo Direct Partner Showcase. Ho fatto un paio di spoiler perché oggi pomeriggio così su basta YouTube carapa, ci appaiono cose. normale. Quindi, vediamo un attimino. Cosa ti aspetti, Gianmo? Io non ne so, ci gioca Nintendo, lo No, tu cosa ti aspetti? Questo è dei partner, C'è- quindi saranno giochi C'è esterni. Silksong. Volessi sempre uscirlo, però... Tanto ormai Silksong lo puoi vedere dappertutto. Però. Allora, io di certo ho visto una bella cosa, Ok? in questi video e non ti nego che rifarmela su Switch 2 in portabilità in un Già certo non è un modo. gioco nuovo, è una versione Switch 2. No, è una cosa che tu quando la vedi dici sì, ci sta. Vediamo. No, ci sta. Tu vedrai la sua magnificenza e dirai sì, ci sta qua sopra. No, ci sta. Vediamo. Niente, quindi non penso nessun titolo enorme comunque. Non Allora, mi io aspetto niente di che. mi è parso di vedere qualche commento positivo, tutti contentini, sa, di solito ti trovi tutti che si lamentano. Sembra una cosa tranquilla. Poi sono i partner, quindi non Sì, giochi ufficiali però Nintendo. magari niente vita che esce qualche... Pokémon, Zelda, non penso che esci qualcosa nuovo. Poi Zelda, uno State of Play, qualcosina così, giusto perché, capi? State of Play. Fanno avere con le cazzo State of Play, mo. Sì, ma poi lasciamo stare, poi apriremo Allora. una parentesi. Quindi Va bene. 18. Switch sicuri? Ok, c'è la sigla. La sigla? Va benissimo. A noi le sigle piacciono. Come no? Come l'unica cosa bella di Iron Heart. La sigla col titolo che esce sempre diverso. Finito là. Allora, concentriamoci su cose belle adesso. Sì. Nintendo Switch numero 2. Sì, Gianmarco. Ma me lo so chiamato. Gianmarco, aspetta. DLC di Zelda, sembra? Aspetta, Gianmarco. Per te ci sono piacevoli sorprese, Gianmarco. Che cazzo è Monster Hunter Stories, Legion Legends? Che cazzo è? Non è Devil May Cry, quindi... No. no, è Monster... Come si chiama? È uno spin-off Monster Monster Hunter Stories. Vabbè, io Switch non la tengo, quindi ci va fa poco. Però... Questo è nuovo? Sì. Ok, nuovo. Ok. Io sono sempre stato curioso di questi qua. Bisogna vedere poi se sono esclusive o magari escono pure su altre console. Mi pare ci stanno i primi sulla Play. Sì. Ma poi me li gioco. Si chiamano Vigili di Fire Emblem. Questo devo dirti la verità, su Switch 2 me lo farei anche io. Ok, questo lo proverei con piacere. Questo è interessante, sì, questo sì. Come due batti? Nello stesso... Che cazzo è un mostro bicefalo? 2026, Gianmarco. Va bene, va benissimo. Ok, buon inizio. Questo mi era uscito, ma non sapevo che uscisse proprio come primo. Ok. Questi me li recupererò. Sulla Play quando a tempo debito li recupererò. Sembra caruccio. Metti una bella storiella vicino. Sì, no, Visca pure tuo fratello me ne ha sempre parlato bene di questi qua. Già il fatto che state continuando a sviluppare per Switch, voi dovete esplodere. Va benissimo. Ok, però Nintendo giustamente spiega. Ecco. Quindi ragazze, chiunque vedrà il Direct o chi già l'ha visto, è facile. Dove c'è lì funziona. A posto. Sembra giusto? Tutto chiaro? Quindi nessuno si può confondere. Ok, va bene.
Un Quindi Katamaro. scusami, perdonami, questo qui, se io lo metto sulla Switch 2 non funziona, perché c'è solo scritto Switch. Diciamo che poi funziona lo stesso. Però questo viene annunciato per Switch 1, poi lascia che per Switch 2 avrà Mamma che l'upgrade e lag. quant'altro. Guarda il frame rate. Questo però lo conosco, l'ho già sentito Questo è il questo mio guilty gioco. pleasure. Io Questo nei fa momenti palle di... sempre più grosse di roba. Quando mi devo rilassare con qualcosa e fare bordello, gioco No, a è questo. divertente, sì, 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 questo è divertente. E i cugini. Ok, qui sono i cugini. Perché si sono due cavalli? Vabbè. A Katamari, sì. Ah, tutte le soundtrack Se flat. parti da stanzette e poi inizi a prendere proprio parti del mondo, della mappa. Questo è simpatico. Ok, questo è nuovo. Credo proprio di sì. Ok. Fatto Bandai, tra l'altro. Publisher. Vabbè, Just Vabbè. Dance. Vabbè, va bene, vabbè, esce ogni anno. Dai. Hanno sentito Just Dance pure loro, si sono messi Io a vorrei provare. capire ancora a chi ci gioca a questo gioco. Cioè, quando ci Ma giochi, vende, ci sono persone che hanno canali su Just Dance, cioè il mondo è più grosso di quello che pensiamo, credimi. Vende. boh, Cioè a me piacciono i giochi musicali, eh. carità. Questo in compagnia sì ci giocherei, però. Oh, No, c'è una community bella grossa dietro. pure All Star, bella. In One Republic. Il dance floor ti aspetta. Ok, nuova modalità party. Ok. Va bene, dal 14 ottobre. Vabbè. Già, ma questo già sapevamo che usciva, è stato presentato, arrivederci e tanti saluti. Ok. Ovvio, doppio guadagno ovviamente, perché siamo dei ladri. Oh, no, calmati, Gianmarco. Fallimento della società. Mi facevi Xenoverse 3, avevi fatto 10 volte le vendite di sta roba. Io voglio vedere chissà come va su Switch 1, ma sono No, queste curioso. dovrebbero essere immagini curioso. della versione Switch, perché se gira così su Switch 2... Questo è Switch 2, ma Switch 2 gira bene, cioè deve girare bene. No, ma Switch 2, da quello che ho visto, alcuni test effettivamente ce l'ha. Switch Ce l'ha. 1, boh, se gira come Wars Legacy su Switch 1. Ah no, scusa, poi non è uscito più, perdono. Ho sbagliato. Va bene. Ecco, questo funzionante in un certo modo, vai a casa dell'amico, amico, veniamoci a Dragon Ball, oggi la consolina e giochi. Oh, sì, Sì, sì. giochi in mezz'ora, poi ti abboffi i coglioni. Però Però farlo con giochi di un certo tipo, visto la per potenza la della Switch lui console ci sta. adesso, Sì, per la mo Switch sì. lui ci sta. Eccolo, Goku Bambai, no. Vabbè, ci saranno tutti, anche quelli dei vari DLC e Sì, vabbè, quant'altro. c'è tutto. Vabbè, Pacchetto completo, bello. 14 novembre 2025. A posto. Se non sapete veramente Bandai, non sa più come far fare soldi a sto gioco perché hai fallito miseramente. Però non ti preoccupare. Piante contro zombies. Ci sta. Tenevo 12 anni quando Vedi? giocavo a Piante contro Zombie. Se crei qualcosa che piace, anche dopo anni continua a vendere. Vedi, giocano pure loro al classico. Un'estate l'ho fatta nera. No, non devi sputare. Vabbè, ma lui è nato per questo, scusa. No. Rotto televisione, però... Ecco qua. Cioè, da una televisione normale riuscito a tenere, capito? Aspetta, questo è proprio il remake del primissimo in grafica super bella. Allora, aspetta, tu hai la mia attenzione. Momento. In che senso? Vabbè, Come, fate gioca pure lo zombie, come si gioca Vedi, in due a Piante contro Zombie? vedi. Ecco qua.
Coop, come cazzo giochi a sta roba in coop? Replanted, 23 ottobre, ok. Il club sei tu. Già, il club sei tu. Io non voglio più sentire parlare di calcio. Fino a novembre. Allora, io qualche partitina a FIFA ogni tanto me la faccio, non nego, quando c'è qualche amico, quando però sono una pippa totale. Ma ti dico, il fatto di averlo davvero così in mobilità, oh, oh, lascia fare. Ti metti lì sotto l'ombrellone, ti fai la tua bella modalità allenatore, Sì. ti colleghi col telefono, ti fai lo spacchettamento, salve. Pack World 2. Ovviamente. Questi me li devo un attimo recuperare, perché io i primi li feci quando ero un giovane fanciullo. No, papà, quando ci stavo, per carità. Ecco qua. Settembre 2025, stavo leggendo sotto. Nintendo Switch 2 solo versione scaricabile. Ecco, tu già sei nella lista dei buoni, già sei segnato. Sì, 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 sì. Visto che la versione PSP all'epoca, comprato originale, fatto un casino per trovarlo e che poi nessuno se lo cagava, quando lanciavi le magie il gioco scendeva a 1 fps, massimo 2, 3 quando andava bene. Sì, 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 30 settembre, sì. E questo sulla Switch 2, per come gioco io, Switch 2 grandissima console sta diventando. Ecco, ecco, lo zio. Lui, sì, il titolo che ti dicevo prima. È Reload. Lui sulla Switch Reload 2, sulla Switch, sì, ci può sta. lui sulla Switch 2. C'è anche il DLC. «23 ottobre». Ok. Questo ci sta proprio. Ma niente DLC. Però i Quello- DLC ve li siete dimenticati quello per lo strada? paghi a Fate parte, pacchetto, perché ovviamente. poi devono fare l'altro annuncio. Dite. È qui. Ma questo è quello di combattimento, eh? Questo sì, è Hyrule Warriors. La calamità Ganon è fortissima, è immensa. È la calamità Ganon. È stato sconfitto, ma giustamente non mungono un altro po' di latte. Sì, giustamente. Perché così ti fai un attimino perdonare da quello precedente, perché su Switch 1 era bellissimo come piace a me, ma era ingiocabile. Era ingiocabile. Feci la prima metà della mappa, perché c'è tutta la mappa come in Breath of the Wild, con missioni secondarie e cose varie, proprio bello come piace a me. Così ne ho rette 3. Poi no. Tu sei lì, prima o poi se riuscirò a prendere la Switch 2 ti troverò e ti menerò. Un nuovo PG giocabile, forse? È una specie sì di Era creatura uno di creata quei da. cosi, sì, l'avevamo già visto. Va bene, mi sta interessando. Parte del canone, ovviamente, quindi questo è un prequel di Tears of the Kingdom. Sì, Ok.
Sì. Prego, prego, fate pure. Che c'è anche un'altra cosa che ho intravisto oggi molto simpatica. Bello. Questo. Guarda quanto cazzo mi No, da piccolo piace. qualche partitina di football americano l'ho fatta, però non capivo. Che poi c'era lo schema da seguire ogni volta in base all'azione, eccetera. A chi piace, oh, sta a posto, tranquillo. Ma giustamente in Europa non c'è tanto mercato, però in America questo, Sì. che te lo dico a fa'? Questo davvero in portabilità si devono vedere come vanno. Cioè, per chi ama giocare in un certo modo con sta Switch 2, oh, Ah, sì, non... sì, come no. Temptation Island, il Wow, gioco. bellissimo. Shining by the Fire. A Pitch of Fuego Simulator. Belli sti fireworks. Questo è uno di quei titoli che con un paio di persone proverei. Però le telecamere andavano a più frame, eh. Attenzione, ci sono dei miglioramenti. Adesso, a posto. Bottiglie grandi e piccole. Allora, tu c'è un titolo con uno 0. Tu me lo devi far vedere. Va bene. Questo già mi intriga Ok. un bel po'. Ok. No, lo zio, aspetta un attimo. Chissà che cazzo. Questo aspetta un attimino. Nel 2026 va Ma Ela benissimo. però non era vabbè, un panino. Aspettiamo. No, 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 Non li fate manco no. così i soldi, spero lo sappiate. Mamma mia, Ubisoft quanto sei Con caduto in Ubisoft basso. che ha continuato fino a poco fa a dare colpa al brand di Star Wars e non al gioco che ha No, no, fatto. cioè, Io ancora ci devo mettere le mani no, ma sopra. io non ho intenzione di farlo. No, io una prova lo sai. Io ho visto dei video e va bene, però lo devo Comunque lo provare con le mettono mie mani. gratis, come No, no, da no. qualche Sì, parte. sì, al limite faccio l'Uplay Plus di nuovo per provare solo lui. Mamma che merda. Che enorme possibilità sprecata.
Fate solo Jedi Survivors, è meglio. Quando esce il remake di Knights of Old Republic? Per piacere. Da Almeno quando c'è un pare gioco serio. era vivo ancora, sembrerebbe questo remake. C'è anche Lando. Ah. Ma perché me l'hanno dovuta rovinare completamente Gianmarco? Poi vabbè. E sta bene dove sta, poi lo provo, si vede un attimino. Sì, sì, Guarda, sì. subito. Aspetta, Già l'ho fatto. fammi mettere a fare il preordine. Fatto, 2 copie. Aspetta, questo che cosa? Allora, questo è il titolo di Blooper Team, Quel forse. coso là col giapponese demone. Ho visto le anteprime, ne Chissà. stanno parlando tutti bene, già mai di sto titolo. Ho visto magari bellino, sì. Non succedeva da Pasqua del 92, una cosa del genere. E questo a me mi inviti a nozze. Questo pure invita a nozze Gianmarco. I mostroni. Tokyo Drift. No, sei una merda. Sei una merda allora, perdonami. Ok. Più ne sacrifichi, più diventa difficile il gioco. Tutto questo su Switch 2. 5 settembre, a posto. Questo è interessante. Questo Molto già interessante. l'avevamo sott'occhio, Sì. ma dopo sto trailer, minchia. Double Dragon? Aspetta. È lui. Ma quale Ishin? sei però? No. No, questo è uno dei primi, ma quale? Kiwami 2. Da un lato sai che non vedo l'ora di iniziare a fare gli Yakuza di nuovo. Kazuma Kiryu. Nome. Sì, vabbè, penso che anche le pietre ormai sappiano come funziona Yakuza, vero? Giusto qualcuno. Una canzone dovevano mettere. Vabbè. Eccolo qua. (13 novembre). Ah, c'è un bundle con tutti e due. Ok. Ok, Switch 2. Borderlands, Shinobi. Sì. Boh. Non so cosa sia. Boh. Midnight Universe. Va bene. Bimbo Simulator. È bimbo con poteri, però. Bimbo con poteri. Con poteri va valutato anche. Vabbè, questo sì, molto bello. Va bene. Professor Layton. No, non esce. Hello Kitty. Ecco. Sei stata più forte del previsto. Ah, Romancing Saga 2. Shinobi, questo è uscito la demo.
No, tu sei un attimino da provare, Borderlands 4. Vabbè, bello. E sono curioso di vedere su Switch 2 in portabilità. Oh, 2 giochi, attenzione, Allora, uno già lo so. Ed è questo. Ok. Lo Un zio. altro dei vecchi Final Fantasy. No, lo zio. No. Io ho notato un suo, quello precedente sul Game Pass e mi sto decidendo ad iniziarmelo. Ah, è Lo nuovo. zio, Octopath Traveler nuovo. Wow. Questo però è action, non è RPG. Aspetta. RPG d'azione. Questo dettaglio non l'avevo considerato. Già mi hai fregata a me così. Cioè, questo mi era uscita alla locandina l'anteprima, quindi ho detto, oh, me lo so sparare, ma credevo fosse un RPG normale, non credevo c'era la Final svolta. Fantasy 16 questo, però 2D. Hai capito? Però Nintendo pure, giustamente. No, vai, continua. Vabbè. Già ti voglio bene. Ehi. Stai facendo vedere anche dei puzzle ambientali, attenzione, delle prove. Però mi hai fatto spoiler, scusami. Allora, dimmi che c'è pure un po' di viaggio nel tempo. Oh, allora. Quella è proprio un'IP nuova. È proprio un'IP Allora, nuova. aspetta, sono due cose diverse. C'è anche la demo. Non c'ho la Switch 2, però. Porca, no. Stavo andando a prendere la Switch. Non funziona. No, Gianmarco, che brutta cosa. Io e te dobbiamo parlare un attimo. Quindi c'è pure l'altro. Ah, vabbè, io sono contento. Vado bene 2 volte. In the beginning. Octopath Traveler 0. Questo è quello che mi ero spoilerato. Bonsoir, Regen. Quindi questo è il nuovo Octopath Traveler. Sì, è questo già. Però anche quello di prima. Ma non è più. Grande Square comunque che fa sta roba, ma non intende fare Kingdom Hearts 4, complimenti. No, allora in questi giorni mi devo iniziare Octopath Traveler 2, dai. È uno di quelli grossi e lunghi. Lo so. Però ecco, c'è anche la costruzione dei villaggi. Square Enix, perché mi devi far male così? Perché? Non c'è il tempo. Porca la miseria. Sì, quanti? Ah beh, dicembre. Ah, c'è tempo allora. C'è tempo, ok. Grazie mille. Esce anche su Switch 1, attenzione. Vabbè. Va bene, Nintendo. Vabbè. Regen, guarda, tra l'altro sei arrivato in tempo perché mo vediamo Dan. Quindi se vuoi vedere con noi... Vabbè. Allora, sinceramente, un paio di cosine carine e sfiziose. Monster Hunter è il bambino. Il finale a me è piaciuto molto. Se tu hai la roba molto... questo. È quello là, Crimson New Dawn Desert perché poi tanti, grosso fight. Va bene.
Ok, Si allora, vola, grande Reagan. questo è finito. Ok. Allora, senza che esco dalla live, metto un attimino il segnalibro. Dai, Allora, se aggiungiamolo pure nel titolo poi, dan da dan, così. no, il per post... cambiare il titolo, aspetta. Non devo Sì. staccare per forza, perché se no non lo possiamo cambiare. Regan, Ok, 2 Regan resta secondi in e chat. torniamo. Torniamo subito, resta qui.